Io sono Carlo Benetti, questa è l'attività che abbiamo creato grazie al PSR e al supporto del GAL. È un ristorante sul centinaio di posti, quindi una struttura mediamente grande per Asiago, che in realtà dove ci sono locali piccoli, medio piccoli. Qui storicamente sorgeva un'attività del bisnonno che faceva la pasta, c'era un pastificio qui, e quindi diciamo che questo finanziamento ci ha permesso anche di trovare la forza di riacquistare a titolo personale l'immobile, perché era uscito dal patrimonio familiare. Il mio obiettivo era quello di andare a creare una realtà altopianese nuova, secondo un format che fosse veramente distinto dalle classiche attività asiaghesi. Insomma, ad Asiago si trovano delle realtà meravigliose. Io ho cercato di strutturare un locale con una proposta molto trasversale, andiamo dalla carne al pesce, primi e secondi piatti, insalateria, facciamo anche pizze in dei formati molto particolari. Il GAL da questo punto di vista mi ha permesso, il PSR con il supporto del GAL, mi ha permesso di andare a chiarirmi bene le idee. Il rapporto tra la realtà e il territorio è abbastanza stretto, nel senso che quando possibile andiamo sempre a prediligere il prodotto locale. Sicuramente è aiutato molto da questo punto di vista, nel senso che come dicevo prima, l'investimento l'avrei comunque fatto prima o dopo, mi ha permesso di farle in tempistiche più rapide e soprattutto facendo delle scelte un po' più coraggiose, non dico impavide ma proprio coraggiose. La struttura è un locale che riprende degli elementi tipici altopianesi, cioè i soffitti sono in legno e larice, i muri portanti col sasso a faccia vista sono originari della casa, dove abbiamo voluto inserire degli elementi molto moderni, il legno, il ferro, del marmo di Asiago e anche non di Asiago, quindi è una realtà moderna ma anche classica. Questo lavoro in questo settore per me rappresentano anche una realizzazione, nel senso che avendo la fortuna di seguire più realtà riesco a sviluppare in questo settore quello che ho anche studiato, cioè non faccio semplicemente il ristoratore, seguo i ristoranti con delle logiche più aziendali, finanziarie, quindi da questo punto di vista mi realizza molto il settore, lo faccio proprio per passione. Il mio lavoro mi piace a 360, mi piacciono le giornate brutte, le giornate belle. Oggi parlavo con una persona e dicevo: guarda che se mi prendo una giornata per andare in ferie non è perché ho bisogno di staccare dal lavoro, ma perché mi piace fare qualcos'altro quel giorno, quindi a me piace tutto a 360 della mia professione. Mi piace la soddisfazione dei miei soci quando otteniamo buoni risultati, mi piace il personale che è contento di lavorare. Io, se non avessi i collaboratori che ho qui, con le competenze che hanno, non potrei avere più di una realtà. Quindi ecco, circondarsi delle persone giuste.